Il riconoscimento attraverso la targa dell'auto e la medaglietta del cane a cui era legatissima. C'era un'infermiera di 56 anni dell'ospedale di Vittorio Veneto, Lidia Caronda, al volante dell'auto schiacciata tra due mezzi pesanti, un tir e una bisarca, lungo la A4 tra Latisana e Portogruaro. La vettura ha preso fuoco e per la donna non c'è stato nulla da fare. L'identificazione della vittima da parte del personale della polizia stradale non è stata semplice. L'ufficialità si è avuta a distanza di ore, sconcerto e dolore per i colleghi dell'ospedale vittoriese e nell'ULSS 2. Il mio cordoglio, mio, del direttore Salemmi, dell'ospedale, di tutti i colleghi di Conegliano e Vittorio Veneto per questa tragedia della strada. Una persona, una collega che lavorava nella piastra ambulatoriale di Vittorio Veneto, amata e stimata da tutti i colleghi, da noi tutti, per il lavoro che lei faceva, per il modo di fare squadra, per il modo di approcciare i pazienti, sempre con sorriso, sempre con la massima disponibilità, e per noi questo è una grande mancanza. Lidia Caronda lascia un figlio, Johnny, i genitori che vivono a Ceneda e la sorella minore. Abitava tuttora in città, in via Scrizzi, e lavorava in ospedale da anni. La Procura della Repubblica di Pordenone ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale da verificare le responsabilità del conducente della bisarca, un trentenne romeno che ha tamponato violentemente l'auto schiacciandola contro il tir che la precedeva. Commozione da parte dell'amministrazione comunale per un lutto che colpisce tutta la comunità. La perdita di una persona cara risulta ancor più dolorosa quando avviene in modo così improvviso, ha commentato la sindaca Mirella Bagliana. L'assessora al sociale Laura Ceccarini la conosceva bene. Con il suo sorriso e la sua esuberanza ha sempre portato la gioia nei reparti dove lavorava, dice. La tragedia della sua morte coglie tutti impreparati. Un'umanità e una sensibilità non comuni, quelle di Lidia. Lei lavorava nei poliambulatori, nella piazza ambulatoriale, quindi aveva a che fare con la gente che aspettava per le liste d'attesa, eccetera, l'umanità con cui affrontava questi problemi, che come sappiamo le liste d'attesa esistono, e quindi cercava di tranquillizzare le persone, aiutare le persone, dare disponibilità alle persone. Questa è una grande dote che ci mancherà.